Usiamo questo giorno per essere vicine le une alle altre e per ricordarci ancora una volta quanto importante sia il nostro ruolo nella società, nella famiglia e in tutti gli ambiti lavorativi in cui siamo chiamate a operare. Auguri a tutte. A tutte le donne auguri nel segno del rispetto, della crescita professionale, lavorativa e umana e con la speranza nel cuore di un futuro migliore. Buon 8 marzo a tutte! Un corale intervento in questo 8 marzo, festa della donna, per augurare a tutte la forza di riuscire a combattere una battaglia contro un preconcetto vecchio come il mondo. Le diversità di trattamento nel mondo del lavoro, nel mondo della politica, del sociale, nel 2021 non dovrebbero più esistere. Eppure, a maggior ragione con l'emergenza Covid, la situazione per le donne è peggiorata ulteriormente, come conferma chi si occupa di violenza sulle donne a Bassano. C'è la perdita del lavoro, c'è un marito qualche volta a casa frustrato senza lavoro, quindi è un periodo estremamente difficile. Spesso gli portano via la patente, viene tolto il bancomat, viene tolto il telefonino, quindi anche loro hanno difficoltà per venire fin da noi, per cui bisogna anche stare attenti a questo momento. Qualcuno controlla anche il chilometraggio della macchina, se vanno solo a lavorare o fanno altro, quindi quando c'è controllo e possesso è veramente un periodo di grande difficoltà. E il nostro compito di donne mature è quello di unirci e addestrare le giovani a lottare per prendere in mano a pieno titolo la loro vita. Riflettiamo sul fatto che questa data è una data importante che segna il passo e fa ricordare che le donne sono protagoniste nel mondo insieme agli uomini. E agli uomini e alle donne che riconoscono a questa seconda metà del cielo il ruolo importante che ha nella società, vanno i miei pensieri, i miei auguri e un grande sorriso.